Va ora in onda Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni. A te la linea, Andrea. Grazie Sveva, siamo al primo sabato di giugno, un mese che si preannuncia anche dal punto di vista della temperatura molto caldo. Queste sono le previsioni. Dopo 8 mesi freschi, usiamo questa estensione temporale per far capire che c'è dovuto passare 3/4 d'anno per riuscire a ritrovare quel calore necessario ad amare fino in fondo la vita, almeno io la penso così. In ogni caso oggi parliamo di argomenti anche scottanti, perché sul piano umano prima di tutto, ma certamente per capire dove va a parare la sua musica, parleremo del caso Allevi, che è ritornato alla grande dopo la malattia, diciamo sfruttando in senso buono anche la sua esperienza, perché diciamo, le nuove composizioni che ci propone sono legate proprio al dolore e al rischio della morte. Vi avevamo parlato qualche tempo fa del processo di morte e resurrezione, era adattato soprattutto al Papa, ma anche ad altri personaggi che proprio in questa primavera, oltre a Levi, sono stati prima torturati ma poi nuovamente abbracciati. Penso a Sgarbi, penso a Nanni Moretti, eccetera, eccetera. Il caso Allevi è più eclatante per l'esuberanza del soggetto, molto appariscente, e perché comunque la musica di Allevi è una musica di qualità, sulla quale certo si può discutere anche sul piano tecnico, ma che propone sempre delle forti spinte innovative. Poi parliamo di un libro che compie 50 anni, molto importante sulla Lombardia, l'arte in Lombardia. L'arte non manca mai, magari come dire il formaggio grana voi direte, sulla pasta, però ecco un po' di arte fa sempre bene. E poi parliamo del rilancio di Rosamunde Pilcher, la nota scrittrice passata a miglior vita qualche anno fa, ma ora riproposta attraverso una collana che uscirà in edicola e che è legata alla rivista Intimità. Rosamunde Pilcher, la regina del rosa, colei che ha venduto più libri di Umberto Eco in tutto il mondo. Poi ancora finale al fulmicotone, perché si tratta di una cultura tecnologica che non sempre viene abbordata nella nostra trasmissione per tanti motivi, ma come sapete è stato presentato il progetto di Hypertransfer, la nuova capsula diciamo a metà fra ferrovia e aerodinamismo da anni 3000, che permetterà, andando a 1000 km all'ora, di raggiungere Venezia in pochissimi minuti, in 15, in 3 lustri, stavo per dire, insomma, in 3 volte 5, cioè in 15 minuti il collegamento fra Milano e Venezia. Per cui questo progetto, che si spera andrà in porto il più presto possibile, appartiene direttamente alla fantascienza, ma gareggia singolarmente. Stavo proprio riflettendo in questi minuti, sentendo una trasmissione ad hoc di un'altra emittente. Sì, sono un traditore ogni tanto, lo ammetto, sento anche trasmissioni di altre radio, ma per capire come batterle, come bruciarle in termini di competitività. L'intelligenza artificiale, no? Voglio dire, se ne sta parlando tantissimo. Ma non esiste soltanto l'intelligenza artificiale, esiste l'intelligenza naturale che attraverso una schiera di ingegneri, di progettisti, di tecnologi permetterà fra poco tempo di viaggiare, ripeto, a 1000 km all'ora.
Ma questo verso la fine della trasmissione. Prima uno spazio dedicato all'obituario. Sono morti 2 francesi illustri e 2 italiani illustri. Illustri per chi ovviamente apprezza le rispettive professioni. Per noi non tanto perché tutto è cultura, come si è cominciato a dire negli anni '80, ma perché poi nella realtà chi viene dal mondo dello spettacolo o chi viene dal mondo della tecnica, appunto, dà un suo apporto sempre di genialità, di curiosità, di amore per il mestiere. Allora, i francesi sono Pierre Nora, grande storico, è morto qualche giorno fa, e Nicole Croisille. Nicole Croisille è stata una cantante meno nota di Françoise Hardy o di altri grandi cantanti francesi, ma sicuramente molto importante, soprattutto perché è legata al successo mondiale della canzone Un uomo, una donna, tratta dal film di Claude Lelouch. Per gli italiani parliamo di 2 personaggi che sono estremamente significativi, soprattutto Giancarlo Santalmassi, che è stato un grande giornalista e che ci ha lasciato così in maniera inopinata, perché ovviamente speravamo raggiungesse un'età paragonabile a quella di Montanelli, ma così non è stato. Giancarlo Santalmassi è stato un personaggio comunque importante della televisione italiana, che ha fatto tanto dal suo punto di vista, incarnando una versione, come potremmo dire, alternativa di giornalismo televisivo, che al di là insomma dei contenuti e delle proposte ha fatto epoca. Allora, scusate, ritorniamo in Francia con Pierre Nora. Pierre Nora ha scritto tanto sulla memoria della Francia. Penso che in Italia siano pochi gli storici che si siano dedicati quasi interamente alla memoria dell'Italia. Lui in realtà, Pierre Nora, era partito dall'Algeria perché, come sapete, l'Algeria francese è stato un amore grande fin dai tempi prima di De Gaulle. Poi naturalmente quello che è successo e che ha portato all'indipendenza non ha rotto un cordone ombelicale fra l'Algeria e la Francia, di cui Pierre Nora si era interessato. Poi iniziano dei libri, anche in parallelismo alla sua docenza, che sono eccezionali secondo me di Pierre Nora, cioè dei libri tradotti anche in italiano che raccontano che cosa la storia francese ha insegnato a se stessa e al mondo. Pierre Nora è paragonabile secondo me, mutatis mutandis, soprattutto sul piano temporale, a un Machiavelli e a un Guicciardini per l'Italia, che ovviamente erano vissuti in tempi completamente diversi. Lui è vissuto nel Novecento fino ai primi di questo secolo, appunto, però ha raccontato quello che molti francesi avevano vergogna di dire, cioè appunto sia le luci che le ombre della memoria e dell'identità. L'identità francese esiste, poi è tutto da discutere, perché sappiamo benissimo, l'abbiamo detto tante volte da queste onde, che esiste una Francia del Nord con certe caratteristiche, una Francia del Sud con altre, legate proprio alla diversità della lingua, della cultura e delle tradizioni. C'è stata un'unificazione molto forte, certamente centralizzata, centralistica su Parigi, ma questo lo sanno anche i bambini, non è che ci sia bisogno di ricordarlo. E Pierre Nora lo sapeva, anche se poi Parigi rimaneva il suo punto di riferimento, e aveva in mente appunto un'estensione spaziale che fosse parallela all'estensione temporale. Un po' il cavallo di battaglia di Pierre Nora dice: bisogna ricordare tutto della Francia, anche gli inizi assoluti, anche la preistoria, arrivare fino ai nostri tempi. Voi capite che rispetto ad altri storici come Lucien Febvre, per esempio, o gli storici medievalisti, con i quali peraltro ha collaborato, Pierre Nora era più al servizio della memoria in sé, cioè dell'irrobustimento delle radici,
di una cultura nazionale che voi direte ma non ha bisogno per forza di essere ulteriormente irrobustita. Appunto molti presidenti francesi, compreso l'ultimo, vivente e operante, hanno voluto sempre rimarcare questa grandeur. Ma la grandeur non si basa su niente, no? Quindi un po' anche serve da monito per l'Italia. Se vogliamo costruire un'Italia grande, sempre ovviamente secondo la logica e della cultura a cui si riferisce questa radio, in chiave liberale e federale, un'Italia in chiave liberale e federale, una nuova Italia ma forte e orgogliosa di sé, noi dobbiamo fare come ci ha insegnato Pierre Nora per la Francia, per la sua Francia, cioè recuperare le nostre radici, le nostre culture, cercare di capire come esse hanno colloquiato fra di loro, pur essendo anche molto diverse, e che hanno formato appunto una immagine esterna, sì, ma soprattutto una coscienza interna comunitaria e collettiva. Questo è molto importante, al di là ovviamente delle questioni che voi conoscete, ma che sono esistite anche in Francia, insomma il contrasto fra nord e sud esiste in ogni nazione. Pierre Nora lo risolse cercando di far capire che l'alleanza anche fra magari mentalità leggermente diverse può riuscire fruttuosa a lungo termine, proprio perché un abbraccio plurale rende più forte e più significativa la volontà di riuscire a dimostrare al mondo che appunto in qualche modo uniti si vince, come certe altre grandi nazioni che conosciamo. Pierre Nora lascia un'eredità enorme, è morto in età abbastanza avanzata, ma quello che importa, ha lasciato una scuola che andrà avanti e che proseguirà nei tempi. Io vi raccomando i suoi libri in lingua italiana, tradotti in lingua italiana se non conoscete il francese, perché diciamo sono la risposta magari anche ad altri libri, penso a Fernand Braudel sul Mediterraneo, anziché Lucien Febvre, ve l'ho già citato, e ad altri grandi storici francesi. Certo, la Francia ha avuto sempre grandi storici, perché la Francia è un po' la costruzione del tempo, la nazione che ha la missione di costruire il tempo di se stesso, ma anche il tempo del mondo. Forse insomma in qualche modo subordinata all'antico dio Cronos. Non così per l'Italia, che si dimentica troppo spesso quello che è stata. Certo, dimentica al nord, noi dimentichiamo, ci fanno dimenticare le nostre radici, ma questo succede anche al sud, succede ovunque, ma naturalmente in una rielaborazione che sia pacata e ottimale dal punto di vista della persecuzione di certi obiettivi, anche pratici in senso politico, val bene una messa, tanto per stare in tema di Parigi appunto. Quindi un Pierre Nora val bene una messa, ma anche una storia che dia finalmente lustro a quelle che sono le radici di ogni popolo e di tutti i popoli che lo compongono. Ma e quindi anche in una chiave un po' di sfida al mondialismo accecante, che perde di vista l'identità in senso assoluto. L'altra persona passata a miglior vita è una donna, con Nicole Croisille. Non era conosciutissima Nicole Croisille, però ha fatto tanto per la canzone francese e si è posta anche qui lungo una tradizione che parte da Edith Piaf e arriva fino alla nuova canzone francese d'amore. L'amore è sempre stato molto importante per la Francia, appunto la memoria collettiva e nazionale da una parte, Pierre Nora, e il cantare l'amore. Cantare l'amore lo si può fare in mille maniere, anche attraverso sfruttando le colonne sonore dei film, perché non è stata l'unica, ma certo è quella, la Nicole Croisille è stata colei che ha cantato meglio, con più intensità, Un uomo e una donna. Un uomo e una donna è un film di Claude Lelouch che è uscito nel 66 e poi naturalmente ha spopolato fino perlomeno alla fine degli anni 80, anche in chiave di nostalgia e di recupero.
come sapete il film è anche la storia insomma di due vedovi che si incontrano per caso, si fa per dire, ma il caso non esiste secondo l'arte e la letteratura, e allora alla fine questi due personaggi che sono interpretati nel film da Jean-Louis Trintignant, grandissimo attore francese, e Anouk Aimée, in qualche modo riescono a dare un senso al resto della loro esistenza, ritrovando quell'amore che purtroppo per la morte del padre sembrava perduto. Un uomo, una donna è l'incanto del migliore film francese, ma certo in musica è l'incanto di una musica soave, melodica, che in Italia non ha avuto quel successo, anche quel successo internazionale che meritava, neppure attraverso un personaggio come Mina, perché Mina ha superato il muro del suono del romanticismo e è andata oltre attraverso tutta una serie di produzioni anche fantasmagoriche, che saranno poi oggetto di dibattito laddove volesse la signora della canzone italiana rientrare in Italia dalla sua bella Lugano. Ma quello che importa a noi di Nicole Croisille è la capacità di rendere un'immagine, un concetto che è al tempo stesso attraente ma banale, banalizzato all'estremo nella società dei consumi, cioè appunto l'amore. C'è una vecchia litania francese che dice appunto l'amore è l'unica cosa che sconfigge la noia. Vedo sempre sui social donne italiane che vanno in Francia, vanno a Parigi e si lamentano del fatto che i francesi e cioè le loro colleghe francesi donne sono noiose perché non sanno esprimere i sentimenti come noi li esprimiamo. C'è un piccolo particolare, che noi abusiamo dell'espressione, cioè noi italiani, ma qui ci mettono naturalmente sia il nord e il sud delle loro differenze, quando parliamo d'amore esageriamo, no? Siamo strabordanti, no? Siamo retorici, ecco, pensate a una canzone che è un amore così grande, un amore così, ecco, cioè, siamo al limite della follia. Questo non accade in Francia, ma non accade in Francia perché si lamentano costoro di una certa riservatezza, una certa introversione di antica marca germanica, appunto sapete che i Franchi erano una tribù germanica, e via dicendo. Però non sono loro che parlano poco o che non sanno esprimersi o che non vogliono esprimere i sentimenti, siamo noi che li soffochiamo attraverso un abuso di parole. Da qui appunto il bel successo di Mina, parole. Forse se c'è stato un peccato nel maschio, non il solo certamente, che merita di essere fustigato dalle femministe, è proprio quello di avere abusato delle parole, in un certo senso, no? Di avere detto troppe volte ti amo in termini, come dire, ingiustificati. Ecco, interessante poi questo rapporto fra le due nazioni cugine, Francia e Italia, per continuare diciamo a chiederci se vale la pena ancora o no interessarsi di questo mondo, l'arte, la canzone, la musica, che si è oramai estenuato, che è passato da tonalità melodica a tonalità appunto o criptiche o megaritmiche o isteriche, proprio perché in un certo senso, ecco che tutto si ricollega, c'era stato un abuso nei sentimenti, un abuso di cuore e di amore. Certo, la Croisille in Un uomo e una donna rende così bene quell'afflato sottile, quella capacità intima che non ha bisogno di troppe parole, ma viene captata nel silenzio della natura e di un mondo che finalmente si riconcilia con noi stessi. E là quell'interpretazione di Trintignant, ahimè, fu stupenda, degna veramente di un Oscar. Per l'Italia abbiamo detto Giancarlo Santalmassi. Santalmassi è stato un grandissimo giornalista, secondo me,
cordialmente antipatico, sia detto, naturalmente, non si tratta di parlare di un morto, ripeto, è stato un grandissimo giornalista, secondo me, uno che ha rivoluzionato il giornalismo in Italia per il tono appunto che lui aveva preso a orchestrare personalmente e collettivamente con i suoi subalterni, avendo diretto alcune testate televisive, di sfida al ben pensare comune, al mezzobusto ingessato. Santalmassi fu il primo negli anni 70-80, inizio 90, poi si trasferì dalla RAI a Radio 24 e ne fu un battista straordinario. Santalmassi è stato il primo grande mago assoluto di Radio 24, l'ha fatta, l'ha lanciata e l'ha resa la radio più seguita d'Italia per un certo periodo, ma il suo tono era sempre ironico, sarcastico, sardonico, cioè non c'era la possibilità di riuscire a salvarsi da parte di nessuna notizia e nessuno schieramento. Ti dice appunto un uomo di sinistra, ma di una sinistra quasi al di sopra delle parti, capace appunto di frantumare se stessa, di riuscire a ridicolizzarsi nel momento stesso fosse intervenuto un comportamento, un modo d'essere, un modo di fare da parte di un politico che dimostrasse l'insipienza di alcuni concetti, di alcune realtà, di alcune forme di esistenza. Egli era irriverente per natura, Santalmassi, e sapeva interpretare quasi come un attore, nel senso buono del termine, perché ci credeva quello che diceva, ne siamo convinti, tutto quello che propinava giornalmente. Era assistere a un telegiornale condotto da Santalmassi, era darsi dei pugni sullo stomaco in continuità e riuscire allo stesso a non vomitare, nel senso che lui riusciva a sollecitare in noi il peggio, sbugiardando idee, pensieri e comportamenti di persone al di sopra di ogni sospetto. Evviva Santalmassi! Santalmassi è stato il regista di un'Italia che è cambiata dal profondo e che ha saputo prendere in giro se stessa nella maniera giusta e sacrosanta. E poi sull'altro defunto ritornerò alla fine perché ho qualcosa di divertente da proporre. Vogliamo passare agli argomenti di oggi? Vogliamo passare a parlare un po' di Lombardia? Lombardia e arte, due concetti che non sempre riescono ad andare uniti assieme. L'occasione giusta è ricordare dopo 50 anni il volto della Lombardia. Di che cosa si tratta? Si tratta di un libro uscito esattamente 50 anni fa che riusciva a dimostrare quanto nel pensiero o nella poesia di un Carlo Porta e di un Carlo Cattaneo ci fosse anche una prospettiva di paesaggi, di vedute che passavano attraverso l'arte. L'arte lombarda è secondo me, la pittura lombarda, ecco, perché i lombardi non sono stati dei grandi scultori e secondo me non sono stati neanche dei grandi architetti, ma sono stati dei grandissimi pittori. Non si direbbe vero, ma perché secondo me nella mentalità del lombardo, qui ovviamente parlo da direttore del Centro Regionale delle Culture Lombarde, la mentalità del lombardo lo dice in un libro anche molto bene l'amico e collega Stefano Gronogalli, c'è la volontà di rendere poetica la tecnica e tutto ciò che qua in qualche modo l'uomo costruisce quotidianamente. Ma questo viene meglio proprio attraverso il disegno e la pittura, e lo dimostra questo libro, ripeto, uscito 50 anni fa, dai tipi allora molto in voga del Görlich editore, da Carlo Porta a Carlo Cattaneo, Paesaggi e vedute 1800-1859. Sono gli anni di questi due grandi personaggi che noi abbiamo tanto. Carlo Porta è stato il più grande poeta dialettale italiano, comunque sicuramente in lingua milanese, assieme a Belli, Gioacchino Belli di Roma, ecco, e sicuramente ha reso grande quello che veniva considerato allora misero e infame, cioè la povera gente dei rioni più turpi della bellissima città lombarda.
È bellissima allora, forse non più adesso, ma certamente per noi rimane un amore mai tradito. A dopo la pausa. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? A te la linea, Andrea. Eccoci, stavamo parlando del Volto della Lombardia, che è un ottimo volume uscito 50 anni fa. Ora lo potete reperire o nelle librerie antiquarie oppure in nelle biblioteche. Il Volto della Lombardia da Carlo Porta a Carlo Cattaneo. Gli autori sono Maria Cristina Gozzoli e Marco Rosci. Marco Rosci era novarese, ma come molti novaresi era molto legato alla Lombardia, quindi io ho avuto il piacere di conoscerlo, un uomo di una cultura straordinaria, ma qui appunto l'abbinamento e diciamo i convitati di pietra sono Carlo Porta e Carlo Cattaneo. Cioè Carlo Porta, vi ho detto, un poeta unico nel suo genere, e Carlo Cattaneo quello che è un po' insomma il riferimento filosofico-politico del federalismo anche attuale in Italia, di chi ancora crede nel progetto federalista. Ecco, convitati di pietra perché loro al tempo stesso vissero questa realtà rappresentata nei dipinti. Qui potrei fare una lista, ma non ha molto senso. Non sono Andrea, c'è un'ascoltatrice che vorrebbe intervenire. Sì, prego. Sentiamo, pronto. Buongiorno professore Lisetta. Lisetta, salve. Ecco, Dici. buongiorno. Senta, io vado un po' fuori tema perché visto che i nostri giornali non ne parlano più della Russia, Sì. e anche certi giornalisti naturalmente compresi, ne voglio parlare io, perché visto che è ancora in Europa, perché non parlarne? Sì. Allora professore, la Russia e i rapporti con l'Europa in un incontro. Volevo darle questa notizia qua e naturalmente Sì. per i veneti io non posso andare, sono un po' distantino,
che ci sono appuntamenti interessanti, cioè all'Ateneo Veneto un impero contro l'Europa, e l'incontro pubblico che si terrà martedì, se qualcuno vuol prendersi nota, 10 giugno alle 17:30 in sala lettura, con interventi di Aldo Ferrari, che è un ordinario di storia dell'Eurasia, direttore del Master in Studi Strategici e Sicurezza Internazionale all'Università Ca' Foscari di Venezia. L'incontro, e voglio terminare, prende spunto dal libro appunto del professor Aldo Ferrari, La Russia, storia di un impero asiatico, per analizzare la storia russa non come quella di una periferia europea, ma inquadrata all'interno di precise dinamiche autonome. Tutto qua, volevo solo che qualcuno si interessasse a questo. Grazie a lei e buona giornata, professore. Allora, non a caso prima parlavamo di storia, no? Il problema non è di parlare solo di noi stessi, di parlare della storia di tutti i popoli, perché chi non conosce la storia dei popoli non può giudicare. Io sento dei giornalisti in televisione, lasciamo perdere la sfera politica dei politici, ma sento dei giornalisti nelle televisioni più gettonate che pontificano su delle condizioni attuali e delle motivazioni nel bene o nel male riguardanti la Russia, l'Ucraina, Israele, Palestina, ma si facessero prima una grande ripassata di tutta la storia e di tutti i libri che sono usciti di storia. Anche per la Russia vale questo motivo, ma ovviamente io non sto parlando per il fatto che conosca io bene la storia della Russia, non la conosco neanch'io bene la storia della Russia, però non mi permetto di pontificare. Cioè è soltanto tornando indietro nel tempo che noi vediamo le radici di certi problemi, di certi meccanismi che si sono irrobustiti o si sono evoluti in una forma tale da causare delle situazioni attuali. Non possiamo, se no diventa woke culture, no? Cioè parliamo di tutto, no? Come fanno i tuttologi oggi come oggi in televisione, di tutto parliamo, tanto chi se ne frega, la gente. Chi fra quelli che ci ascolta conosce la vera storia della Russia, la vera storia della Terra Santa? Ecco, voi capite bene che questo è il problema di oggi. Questo è un enorme problema e Lisetta ha fatto bene, perlomeno può indicarci il modo per riuscire a renderci un po' più colti in Veneto come altrove della storiografia e della ricostruzione proprio della memoria, un po' come faceva Pierre Nora per la Francia. Adesso passiamo al caso Allevi. Io direi ci troviamo di fronte a un fenomeno in assoluto, perché Allevi è stato comunque giudicato da tutto il mondo come uno dei musicisti più interessanti della nostra epoca, è ancora relativamente giovane. Come sapete, a partire da 2 anni a questa parte è stato colpito da un male che io, non essendo laureato in medicina, non voglio descrivermi in termini precisi, però un male abbastanza grave, insomma, che è curabile però con molte difficoltà. Il musicista di Ascoli ha passato momenti terribili, sono stati raccontati da lui e da altri in vari ospedali. Si è presentato a Sanremo dell'anno scorso per uscire da questo incubo dal quale sembrerebbe uscito oggi, nella misura in cui attraverso una performance italiana finalmente è riuscito a reimbastire il tutto in una produzione, in una nuova produzione musicale, di composizione musicale, che appunto dà un senso al dolore, dà un senso e un significato a tutto quello che egli ha combattuto. Noi siamo consapevoli, l'abbiamo sempre detto da queste onde, che in tutte le manifestazioni dello spettacolo e dell'arte anche c'è una dimensione retorica. Prima dicevamo appunto i sentimenti, amore, cuore, eccetera. Certo, c'è della retorica anche nel dolore, nel senso che secondo me è un po' pesante quello che sto per dire. Il dolore vero e profondo non può essere raccontato. Non può essere raccontato né attraverso la musica, né attraverso la poesia, né attraverso l'arte.
proprio perché è qualcosa di distruttivo, devastante, e le parole non riescono a star dietro a questa realtà, non riescono a star dietro fino in fondo. Il Vate di Ascoli ci tenta. Poi naturalmente non sappiamo fino a che punto è guarito completamente, dovrà sottoporsi a nuove cure, a nuove realtà. Certo, l'abbiamo visto anche con Bianca Balti Andrea, a Sanremo scusami, c'è un quest'anno. ascoltatore che vorrebbe intervenire. Sì. Sentiamo l'ascoltatore. Pronto? Buona mattinata e buon lavoro. Sono Mimmo, come vedete vi seguiamo anche da Napoli. Sì. E io vorrei dire, dopo 31 anni, esattamente 1994, legge Gasparri, si potrebbe tornare nella legalità mediatica? Lei ha mai sentito che si possa fare un telegiornale di un partito? Cioè il centrodestra c'è il telegiornale alle 7 dove non è degli spettatori, ma è solo ed esclusivamente di partito, mai visto in Italia. Sono 31 anni, la legge Gasparri ha ridotto l'Italia dalla Valle d'Aosta al Garigliano, il resto dell'Italia non esiste più. Come mai voi tacete su queste cose? Vi ringrazio di avermi ascoltato e non volevo uscire fuori tema, ma mi sentivo l'obbligo di telefonarvi. Vi ringrazio e di nuovo buon lavoro. Grazie. Grazie. È interessante sentire la voce di qualcuno che si trova a sud del Volturno, tanto per stare in termini risorgimentali. E innanzitutto ci fa piacere perché noi, Radio Libertà, vuole essere ascoltata, certo in tutto il mondo, ma comunque a maggior ragione nell'Italia del Sud, perché parla un linguaggio di libertà che dovrebbe in teoria andare a favore di tutti. Dovrebbe andare a favore di tutti. Sulla questione specifica, adesso io non me la sento di dare dei giudizi tranchant, conosco approssimativamente la legge Gasparri e comunque non ne so tutte le ridondanze reali fino in fondo. Può darsi che questo avvenga, può darsi che effettivamente, come sostiene il nostro caro ascoltatore, e che ringraziamo, che ci sia un privilegio, diciamo, verso notizie del centro-nord rispetto a quelle del sud. Questo è valso a volte anche in senso contrario, attenzione, non è per rimarcarlo, no? Ma a volte in certi altri telegiornali che possono aver fallato, si dice, possono aver sbagliato, è stato eccessivo l'insieme dell'informazione del centro-sud, ma certo che va riequilibrato comunque questo discorso per tantissimi motivi. Perché appunto l'importante, abbiamo detto, è costruire, secondo la nostra prospettiva, un'Italia federale ma equidistribuita e senza nessuna partigianeria naturalmente. Sui difetti che ci possono essere in Mediaset non abbiamo mai taciuti, come non abbiamo mai taciuti i difetti della RAI. Per questo ci è piaciuto paradossalmente un sacripante, un diavoletto, un satanasso come Santalmassi, che sempre sapeva in ogni occasione, qualche volta ha esagerato, ma in ogni occasione sapeva appunto riconoscere questi sfasamenti, questi sbagli, ma noi siamo convinti comunque, lo diciamo pacatamente, che sia il nord che il sud sono state in qualche modo penalizzati da uno strapotere romano, è evidente. Quindi, il problema non è quello di andare contro Roma partendo da nord, ma andare contro quella Roma sbagliata, partendo anche dal sud. Questo è evidente, perché il sud vero non ce l'hanno mai raccontato. Cari ascoltatori, il sud vero non ce l'hanno mai raccontato, come non ci hanno mai raccontato il nord vero. E questo cavallo di battaglia, che è leghista in senso alto, nobile naturalmente, no? Lo strapotere di Roma deve finire, non può essere accettato ancora una volta
come il modello da seguire, perché non va bene né al pubblico del nord né, come avete sentito, al pubblico del sud. Andiamo avanti perché purtroppo le informazioni che vi voglio dare, gli spunti sono anche altri. Chiudiamo con Allevi. Stavo dicendo semplicemente, c'è un tocco di retorica nel mondo dello spettacolo, lo sappiamo, abbiamo visto con Biancavalti eccetera eccetera, no? E c'è oggi come oggi anche una volontà in qualche modo di ritrovare una pace con se stessa attraverso l'applauso del pubblico. Non so se questo scatta anche in Allevi, ma non è un'accusa naturalmente, è semplicemente la constatazione di un meccanismo non sempre riuscito che caratterizza sia i social che le comunicazioni reali. E a questo proposito io vorrei parlare adesso di Rosamunde Pilcher. Non so quanti di voi conoscano Rosamunde Pilcher, viene considerata la regina del genere rosa, romanzi che si dice si tramandano come gesti d'amore. Rosamunde è passata a miglior vita nel 19, non ha conosciuto l'era del Covid, ma ha lasciato un'eredità straordinaria che ora viene raccolta dalla rivista Intimità, che presenta appunto nella volontà di rilancio della grande scrittrice, grande per chi ama il genere rosa, non è che noi l'amiamo particolarmente, preferiamo altri generi, però non ci sputiamo sopra. E pensate che il 25 giugno uscirà con Intimità uno dei cavalli di battaglia, uno dei romanzi più riusciti, Le bianche dune della Cornovaglia. Rosamunde Pilcher ha abbinato sempre l'amore in tutti i suoi aspetti, e che è un po' il refrain di oggi, no? Sveva sa già che Andrea Rognoni ama sempre come dire un tema dominante in ogni puntata. Oggi il tema è quello dell'amore, va bene? E la Pilcher ci ha permesso di far capire fino in fondo la semplice complicazione dell'amore. Rosamunde Pilcher diceva: noi donne siamo così dolcemente complicate. Ecco, a pensarlo, scrive, lei, sto leggendo un articolo di Giulia Sardo sull'intimità, a pensarlo ben prima che diventasse l'essenza di una canzone famosissima, è stata l'autrice britannica capace come nessun'altra di smuovere passioni e sentimenti, gli stessi che ritroviamo appunto negli straordinari bestseller appunto che usciranno in edicola dal 25 giugno. E saranno proprio sia i romanzi, si dice, cornici, ambientati in Cornovaglia, sia quelli ambientati in Scozia. E vi assicuro che il paesaggio, la capacità di ritrarre il paesaggio non ha niente da invidiare rispetto a scrittori che vengono ritenuti più impegnati naturalmente, no? E vi devo anche confessare un'altra cosa: conosco un sacco di gente che ha letto tanto di filosofia, ha letto tanto di materie umanistiche profonde appunto, dalla storia alla linguistica, alla semiotica, diciamo all'ermeneutica, ma si è dilettata per legge di compensazione a leggere, appunto a gustare i romanzi d'amore di Rosamunde Pilcher, che voi sapete sono stati tradotti anche in una serie televisiva di grande fortuna, di enorme audience, attraverso la televisione tedesca, che ne ha fornito appunto una riduzione estremamente interessante, no? Se la Rosamunde è diventata la regina del rosa non solo nel mondo anglofono ma in tutto il mondo, in tutto il pianeta, qualcosa di meritevole deve pure aver avuto questa benedetta donna inglese, che sapeva raccontare appunto quei meccanismi sottili che sovraintendono all'amore. Ovviamente mai sesso oltre una certa misura, la capacità di aderire a una sostanza profonda nel ritrarre una femminilità che non è né classica né troppo moderna, ma che diciamo così esprime la quintessenza del genere stesso. In un contesto come quello britannico, comunque innovativo, comunque voglioso di cambiamenti, di mutamenti che lei conosceva benissimo, avendo
poi vissuto fortemente l'ultimo quarto di secolo del secolo scorso, ha descritto la temperie culturale, morale e sociale di Londra anche, certo, ma anche di tutte le parti dell'isola inglese in maniera precisa, ubiqua, estremamente ficcante, e sempre un'analisi psicologica ben studiata, ben accurata. Quindi la proposta che ci fa intimità di riavere in edicola a soli, non è che non sto facendo pubblicità diciamo sfiziosa, a soli 7 euro in più, è davvero estremamente interessante, perché permetterà sicuramente anche a chi, e non mi riferisco soltanto al pubblico femminile ma anche al pubblico maschile, a chi voglia capire perché comunque certi scrittori e certe scrittrici, al di là del genere che scelgono, giallo, rosa, nero, anziché storico, presto parleremo di un grande bel romanzo storico in chiave poliziesca. Comunque, ecco, al di là del genere scelto, devono avere qualcosa, devono avere un talento, diciamo una marcia in più per riuscire ad avere effettivamente successo, perché altrimenti non si spiegherebbe appunto questo boom che è stato quello in tutto il mondo, ovviamente, di Rosamunde, che ha regalato diciamo cellule, nuvolette, come dire, briciole sostanziose di felicità. L'ultimo argomento di oggi vi sembrerà un po' così lontano da quelli che sono i miei interessi precipui. È stato presentato l'Ipertransfer, una capsula, è stato presentato a Monaco, presente anche il carissimo Zaia, al quale non diamo neanche un titolo, sentendolo così vicino alla nostra sensibilità, e ovviamente nel rispetto che dobbiamo ad ogni politico. A Monaco è stato presentato un progetto molto avvincente. Starebbe costruendosi una capsula diciamo dinamica, che viaggia a 1000 km all'ora su un apposito diciamo marchingegno che adesso sarebbe troppo complicato descrivere, sopraelevato. Insomma, una sorta di super treno, ma gli ingegneri che ci hanno lavorato parlano addirittura di aeronautica per l'aerodinamismo che lo caratterizza. Beh, è inutile nascondere che io non sono un esperto, quindi vedo le cose dall'esterno, che ovviamente è destinato a rivoluzionare i trasporti umani, è destinato così a portarci della fantascienza. Immaginate 15 minuti fra Milano e Venezia. Se c'è una cosa di cui i milanesi sono sempre lamentati, è il fatto della difficoltà di raggiungere Venezia, perché a parte poi il problema di dover viaggiare anche poi sull'acqua quando si è arrivati alla stazione, o di dover lasciare l'auto a suon di bigliettoni in qualche parcheggio. Ma a parte quest'ultimo problema, comunque la distanza sia in treno che in auto ai milanesi è sempre parsa, ma anche corrispettivamente ai veneziani, tanta, insomma. È molto più vicino Genova rispetto a Milano, Bologna quasi anche, ma quelle 3-4 ore che separano Milano-Venezia, ma che possono essere diventate anche 2 e mezza, ma rimangono sempre troppo rispetto alla volontà sostanziosa di riuscire a rivedere da parte dei milanesi la più bella città del mondo, e da parte dei veneziani una sorella di vita, di cultura, di tradizioni. Pensiamo al Lombardo-Veneto naturalmente come piattaforma morale oltre che storico-identitaria. La Lisetta mi capirà. Ebbene, noi ci troviamo di fronte a una bomba, non più a una bomba mediatica, come potrebbe essere almeno il primo aspetto d'approccio alla intelligenza artificiale, ma una bomba reale. Cioè, voi
Vi rendete conto cosa significa un quarto d'ora dalla stazione, che non sarà più una stazione ferroviaria, ma sarà una stazione ipertransfer, così si chiama, ecco, dalla stazione ipertransfer di Milano a quella di Venezia e viceversa. Vi rendete conto di tutto quello? Voi staremo a vedere il progetto quando si realizzerà veramente, speriamo il più veramente in tempo possibile. C'è chi parla addirittura appunto di un esempio che varrebbe per tutto il mondo, visto che in nessuna parte del mondo esiste ancora una cosa di questo genere. Io in tante letture che ho fatto ho letto anche dei libri di fantascienza che parlano di razzi, e con un razzoporto di New York rispetto al razzoporto di Hong Kong, raggiungibile in mezz'ora. Ecco, qualcosa del genere, qualcosa che colpisce la nostra fantasia, la nostra immaginazione, magari con la stessa ghiottoneria con cui da bambini guardavamo una motocicletta che andava più veloce di molte altre. E allora io non so cosa può dire uno storico, un linguista, un letterato, un critico d'arte come me rispetto a questa realtà. Non posso esprimere io, perché sono un umanista, un giudizio politico. Pronto? Andrea, ti dicevo tra 1 minuto, massimo 2 chiudiamo. Sì, è chiaro. Allora, siamo in finale. Piccola parentesi, l'altro passato a miglior vita era Ghislandi, Pietro Ghislandi, che era famoso per il pupazzo Sergio. No, era divertente la storia perché il pupazzo Sergio è stato negli ultimi tempi il pupazzo più seguito, almeno in Italia, chiusa parentesi. Voglio dire, noi ci troviamo di fronte a un razzo rasoterra o quasi rasoterra che ci mette 15 minuti per andare da Milano a Venezia. Non so, non posso giudicarlo io come umanista, però mi sento di dire non ci sputo sopra. Ho paura, perché ho paura delle cose troppo veloci, delle cose che uccidono il passato. Ho paura. Però non posso neanche, ma non perché l'abbia espresso l'abbia coltivata quest'idea un politico pur grande e ammirevole come Zaia, che è leghista. Non è quello il punto, lo poteva dire, lo poteva fare, non ce l'ha fatta, ma comunque, per carità, un altro anche politico di un altro orientamento. Però sento che c'è dentro una scommessa con qualcosa che in qualche modo supera la nostra immaginazione, appunto rientra nella fantascienza. Non voglio giudicare completamente tutto, potrei vederne le ombre anche, certamente, ci sono delle ombre in tutto questo, e non so primo acchito se il cuore di un essere umano resiste a 1.000 euro all'ora. A 1.000 euro? Quantifico tutto da lombardo, faccio schifo a me stesso. 1.000 chilometri all'ora, non so se resisterà il cuore. Cuore e batticuore, è già l'argomento di oggi, ma se l'amore continuerà a essere l'amore, cari, se l'amore ci sarà ancora, tra un milanese e una veneziana, tra un veneziano e una milanese, quell'amore vincerà anche grazie all'ipertransfer. Un grande abbraccio a tutti, a risentirci. Venezia risorga Venezia, a risentirci. Avete ascoltato Cultura e Arte con il professore Andrea Rognoni.